centro operativo Polizia Stradale di Udine nasce a seguito dell'unificazione del centro operativo compartimentale di Trieste e del preesistente centro operativo autostradale di Udine. Unificazione che ha comportato maggiore efficienza gestionale e migliore razionalizzazione delle risorse. Il COPS assicura lo svolgimento di diversi compiti a livello regionale. Innanzitutto il coordinamento operativo delle pattuglie di vigilanza stradale sulla rete autostradale e sulla grande viabilità in genere. In secondo luogo gestisce le comunicazioni radio, i flussi informativi e le emergenze viabilistiche. Il tutto in stretto raccordo con le sale operative degli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade, nonché con le sale operative delle questure competenti. Più di 500 km di viabilità autostradale che valicano 2 confini internazionali. Nel solo 2023 abbiamo rilevato 630 incidenti stradali e dato soccorso a più di 8.000 utenti in transito. Collaboriamo con 3 centri radio operativi, quello di Autostrade per l'Italia, quello di ANAS e quello di Autostrade Alto Adriatico, e mettiamo in campo ben 12 pattuglie per quadrante operativo. E vigiliamo queste tratte autostradali: la A4, la Porto Gruaro Sistiana, la A23, la Palmanova Cocau, la A28, la Porto Gruaro Conegliano, la A34, la Villesse Gorizia e poi le ultime arrivate, il raccordo autostradale 13 Sistiana Padriciano e il raccordo autostradale 14 Opicina Fernè. C'è un bel da fare.